Eccoci cari telespettatori nel nostro consueto spazio di approfondimento in collaborazione con lo SPCGL del Veneto ad affrontare diverse questioni per cercare di semplificare la vita alle persone, soprattutto ai pensionati e alle persone anziane, o rendere comprensibili i provvedimenti e soprattutto far capire quanto sta facendo il sindacato a livello territoriale per facilitare l'esistenza delle persone più in difficoltà. Ivana Fogo qui con noi, Dipartimento della Sanità dello SPCGL del Veneto, grazie di essere qui, segretaria. Allora io volevo appunto, ho introdotto questo tema perché effettivamente quando parliamo dei super OSS, questo è il titolo, dovrebbe essere una figura che aiuta le persone, che viene di supporto super rispetto all'OSS, adesso spiegheremo che cos'è l'OSS, quindi molto più di supporto di quel che prima era previsto, perché dovrebbero ampliare la loro attività e competenza. Che sarà così, non lo sarà, eccetera, purtroppo non è dato a noi immediatamente capirlo, però voi avete già allungato alcune cautele. Prima di tutto, prima di arrivare poi a capire che cosa voi chiedete che si realizzi, chi è l'OSS? Innanzitutto, dove si trova? E a questo proposito io chiedo dalla regia il supporto subito della prima slide che ci lancia il titolo, che così ci fa capire che anche le criticità, i rischi per il sistema e quant'altro, ed entriamo subito a bomba. Eccolo qua. Allora Ivana Fogo. Sì, allora, prima appunto è corretto, prima di parlare del super OSS, diciamo velocissimamente chi è l'OSS e soprattutto dove opera. Allora è una figura professionale che insomma ormai sono molti anni che è stata istituita e praticamente è stata istituita nel 2001, diciamo bene, con un accordo Stato-Regioni. Vediamo la slide di supporto. La slide numero 1, sì, ecco, accordo Stato-Regioni. È importante sapere di che cosa stiamo parlando perché appunto lo Stato con tutte le regioni, sapete che c'è la conferenza, no, delle regioni, e lì è stata istituita la figura e il relativo profilo professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che lì è stato ben descritto chi è l'operatore sociosanitario, OSS vuol dire operatore sociosanitario, e soprattutto che cosa fa. Quindi vedete, stiamo parlando di oltre 20 anni fa. La cosa che mi preme sottolineare è che una volta che è stata istituita questa figura e il relativo profilo, i contratti collettivi nazionali del lavoro lo hanno recepito ed è stata una figura che è diventata così normata in quel modo in tutto il territorio nazionale. È importante dirlo questo perché prima di allora esistevano tutta una serie di figure che avevano fatto una formazione, svariate tipologie di formazione nelle regioni d'Italia e si chiamavano in tutti i modi che abbiamo scritto qua, OTA, OSA, ma era un titolo ed era una figura che magari valeva in una regione e non valeva in un'altra e quindi insomma in quegli anni c'era davvero la necessità di uniformare, cosa che va detta è stata fatta. Quindi i famosi OTA che vediamo anche qui, sì. OTA, OSA, varie sigle, ausiliari, sono andate ad esaurimento, esatto. E tutto è stato preso in mano a quest'unica figura. Sì. Più che esaurimento, diciamo le cose come stanno, per questo era importante che ci fosse il profilo, perché è stata stabilita una formazione in base alla preparazione, alla figura da dove uno proveniva, con le organizzazioni sindacali, insomma è stato fatto un grande lavoro, va detto. Quindi positivo, sì, insomma. Sì, no, sì, perché no? Molto positivo, è stato fatto un grande lavoro. Regione per regione ha stabilito quanto dovevano essere le ore di formazione per arrivare a diventare operatore sociosanitario, quindi quel gap formativo che mancava. Quindi c'è stato anche un gran lavoro di monitoraggio e tutte queste figure sono andate proprio o sono andati in pensione oppure hanno fatto la formazione, la riqualificazione e in tutto il territorio nazionale sono diventati OSS. E poi sono stati inseriti in tutte, magari lo erano già perché molti già operavano, no? E sono stati inseriti in tutte le nostre strutture, sia ospedaliere che non. Però è diventata una figura da tecnica a sociosanitaria. Ecco, anche qua è importante, nella slide era ben descritto,
però era inserito, quelle precedenti figure erano tutte inserite nel ruolo tecnico. Dentro le nostre strutture abbiamo il ruolo sanitario, il ruolo tecnico, il ruolo amministrativo. Dentro il ruolo tecnico c'erano gli operatori sociosanitari. Negli anni ci si è resi conto che non era giusto che fosse in quel ruolo lì, proprio per la tipologia di prestazioni che svolgevano, e da molti anni si stava chiedendo che entrasse nel ruolo sanitario come tante altre figure sanitarie, e solo però nel 2021, quindi recentissimamente, è entrato nel ruolo sociosanitario. Anche voglio sottolineare questo, che è importante. Stranamente anche l'assistente sociale, voi sapete quanto importante è, no? Quella professione sanitaria, che ruolo fondamentale ha, anche quella figura è entrata nel ruolo sanitario nel 2021. Quindi insomma io direi era proprio ora. Ma recentissimo, tra l'altro. Recentissimo. Diciamo, come dire ieri. Ecco, allora, adesso abbiamo questo OSS, operatore socio-sanitario, quindi con competenze tanto nel sociale quanto nel sanitario, perché incarna le figure precedenti e semplifica. Sì. Ma adesso che cosa fa sostanzialmente? Allora, che cosa fa l'operatore sociosanitario? C'è la slide successiva, ecco, lo troviamo nell'assistenza di base, i bisogni, no, per le persone che sono o autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in tutte quelle attività che si svolgono: l'alimentazione, l'igiene personale, la mobilità, poco o tanto il sostegno, il trasporto in sicurezza. Quando noi, per farvi un esempio, insomma, quando noi negli ospedali vediamo, no, che girano le barelle con dentro il paziente, spessissimo ci sono OSS. Il più delle volte devono essere in 2 OSS, perché è fondamentale la sicurezza del trasportato e in parte anche dell'operatore. Perché, quindi la cosa rispetto a prima, che magari una persona che ha qualche anno in più ha avuto la fortuna di non accedere alle strutture recentemente sanitarie, è che prima questa cosa la facevano anche gli infermieri. Gli infermieri, alcune cose le ausiliari, cioè tutte quelle altre figure. Adesso invece sono qua non da adesso, è da molti anni, sì, da per molti carità, anni, però comunque questo OSS, va bene. OSS, e che hanno anche una formazione specifica, e devo dire che la formazione dell'OSS è stata molto importante, in particolare per la mobilità del paziente a letto. Guardate che aiutare l'infermiere o muovere un paziente, che anche uno che ha subito un trauma, mica si può fare, difficile non si muovere, impara così, esatto. C'è la formazione, perché tu devi fare i movimenti giusti. Questa cosa è importante, perché adesso spiegheremo che questi OSS sono strutture pubbliche oppure private, ma non sono a casa delle persone. No, vanno anche a casa. Quindi però non a stipendio della persona, cioè infatti adesso, questo è importante. Adesso lo chiariamo. Esatto, perché tutte queste competenze che sembrano banali e che non lo sono, con le persone che sono a casa, che devono prendersi la badante, tanti lamentano che, e non è colpa della badante, che è colpa del sistema, che queste persone non sanno sollevare l'anziano, non se li lasciano dei lividi, ma non c'è la cattiveria, c'è proprio il fatto che è impossibile, cioè devi saperlo bisogna saper mobilizzare, ci vuole muovere infatti non è una persona. cosa semplice, bisognerebbe che anche chi fa la badante prima facesse questi benedetti corsi simili a quelli dell'OSS, perché poi chi ha bisogno di una badante non ha bisogno di una persona che sia là a far dama di compagnia, ma che aiuti concretamente, se no, se da solo già si arrangia, no? Se non ha bisogno. Assolutamente. Questo è importantissimo. Cosa non fa invece, ritornando alla slide? Dicevo, sottolineo, assistenza di base a supporto del paziente e a supporto dell'infermiere nella stragrande maggioranza dei casi. Poi può essere anche a supporto di altri profili professionali, per esempio, ma insomma lo diremo meglio dopo, troviamo gli OSS anche nelle sale parto a supporto delle ostetriche, cioè l'operatore sociosanitario è la persona che fa l'assistenza di base ed è di supporto a tutti gli altri professionisti dovunque c'è necessità.
Quindi può essere una figura, un'idea di professione, allora, ce n'è molto non bisogno. può effettuare, questo insomma credo sia chiaro, per la formazione che ha e per il profilo in cui è inserito, non può effettuare azioni di competenza medica e neanche infermieristica, e soprattutto va ragionato bene, va capito bene questo concetto. Ha una piccola autonomia personale legata alle competenze che sono scritte qua. Se aiuta un paziente a mangiare, lo fa in autonomia, non ha bisogno. Ecco. Però aiuta l'infermiere, è di supporto all'infermiere nelle attività che vengono, ma l'infermiere non può delegare all'OS competenze. Cioè, su questo, per chi si occupa un po' di queste materie, è fondamentale. Cioè, di contro un infermiere non può dare disposizioni a un OS che compia delle azioni su un paziente che non sono legate al suo profilo. L'infermiere deve fare l'infermiere, quello che spetta all'OS insieme si occupano per i loro livelli del paziente. Prima dicevamo dove, quindi vediamo anche la slide dove troviamo anche queste figure professionali, perché e chiarisce anche alcuni aspetti. Sono dappertutto, davvero dappertutto, nelle strutture sanitarie, nelle strutture sociosanitarie, abbiamo messo ospedali, nelle comunità alloggio, nelle RSA, nelle case di riposo, nei centri diurni e a domicilio del paziente. Qua a domicilio del paziente non su un rapporto libero professionale, ma inviati o dall'ULSS oppure dai comuni, perché l'assistenza domiciliare che si fa alle persone autosufficienti, cioè quelle che vivono a casa magari anziane o anche disabili, magari da sole, che hanno bisogno, insomma, comunque, appunto, per l'igiene personale. Guardate, banalmente, deve essere fatta una doccia, non si può lasciare che un anziano la faccia da solo, perché lì è il momento di maggior pericolo, no? Le cadute. Allora, ci sono dei servizi che eroga il comune e sono gli OS che vanno a domicilio. Poco tempo, tanto, a seconda di quello che viene stabilito. C'è una compartecipazione, va da comune a comune. I comuni, ognuno hanno il loro regolamento, c'è una compartecipazione alla spesa, diciamo, per questo operatore che è in base all'ISEE di una persona. Okay? Ecco. Si fa la richiesta, si va dagli assistenti sociali, si fa la richiesta e quindi l'OS si va anche a domicilio. E poi abbiamo anche, molti non lo sanno, molto spesso nei servizi di integrazione scolastica, quando abbiamo delle disabilità, insomma, tra i bambini di varia natura, a seconda del tipo di disabilità, l'OS può essere impiegato anche a supporto di questi bambini, di questi ragazzi, a seconda, insomma, dipende naturalmente dal grado di disabilità, però vedete che hanno un ampio spettro d'azione. Allora, quindi, e nelle case di riposo c'è la stragrande maggioranza di OS, sono loro che sono quelli che adesso mancano. Manca un po' tutto, mancano anche gli infermieri, ma mancano anche gli OS. Però per formare un OS con la formazione di base ci impieghiamo meno tempo, c'è bisogno di meno tempo. Mentre quanto tempo ci vuole? Ecco, qua infatti proprio l'iter della formazione è anche interessante, che la vediamo alla slide, perché si è evoluta nel tempo. Nel tempo, sì. Però per dire, adesso come stiamo parlando di questo, quanto tempo ci mette a formarsi un OS? Insomma, un OS in un anno si forma tra formazione teorica e tirocinio, perché fanno anche questo, io non ricordo più le ore esatte, però c'è la formazione teorica. Sì, non stiamo parlando di 5 anni, 3 anni, in un anno e mezzo. Insomma, dopo a seconda anche di come sono, però sono persone, la formazione può essere effettuata, diciamo, più velocemente delle altre professioni sanitarie, proprio perché finora si occupavano di assistenza di base.
Vediamo che cosa è capitato nel nostro Veneto. Allora, già nel 2003 si parlava, c'è stato sempre un accordo Stato-Regioni, vedete come ritorna la conferenza delle regioni ritorna sempre in questi percorsi. E perché già da allora, nel 2003, si pensò di istituire, l'accordo Stato-Regioni istituì un percorso formativo, quindi un percorso aggiuntivo per la formazione complementare dell'OS. Si era previsto di aggiungere ore di formazione in aula e anche di tirocinio, però poi questo accordo non è stato come l'altro del 2001 che c'è stato un iter legislativo e anche contrattuale che ha recepito, ma il tutto si è fermato lì. Va detto però che la Regione del Veneto invece attivò dei corsi per operatori sociosanitari e per arrivare con la formazione complementare, e li chiamò operatori sociosanitari specializzati. Bisogna avere il titolo di base, ok? Molti operatori all'epoca, io ho un ricordo che molti operatori all'epoca parteciparono a questi corsi, pagando anche di tasca propria, perché questi corsi costavano, la persona, ecco. E molti hanno ottenuto il titolo di specializzato, chiamiamolo 4.700 4.700 in Veneto, e sembrava che ci fosse anche una prospettiva di carriera, ma in realtà tutto è stato bloccato, per 17 per cui noi da allora, sono 17 anni appunto, abbiamo scritto che abbiamo in Veneto 4.700 operatori, chiamiamoli specializzati, con la terza S, ai quali non è stato dato nessun sbocco, continuano a lavorare dove sono, e però hanno solo l'inquadramento come OS, operatori sociosanitari, quindi insomma con il primo profilo, chiamiamolo, ecco. Per cui anche qua sicuramente c'è stato un po' di guadagno da parte delle strutture, perché si sono trovati delle persone formate di più, con una formazione, con una competenza magari un pochino più alta, che non hanno potuto esercitare e soprattutto che non gli è stata riconosciuta, perché sono inquadrati nel livello dell'operatore sociosanitario, punto. Ma il corso però era sempre per operatore sociosanitario? Specializzato. Anche quindi in un gradino superiore? Con formazione in più. Anche questi hanno fatto un sacco di ore in più, mi pare fossero 5, adesso non mi ricordo, forse 500, e però all'epoca costava 500 euro il corso, quindi insomma ci hanno messo del loro. Ora, la Regione Veneto... Adesso andiamo al 2022, quindi vediamo 2022, la slide successiva e arriviamo ai giorni nostri. Questo era un po' il percorso, storia, è tutta la storia, il percorso e il percorso. Nel 2022 veramente la Regione Veneto fa un primo passaggio nel 2021, fa una delibera e approva una delibera di giunta, e mi pare fosse proprio nel 2021, e approva un percorso, una formazione complementare per OS. Infatti la delibera 305 del 16 marzo del 2021, e lì stabilisce 150 ore di attività formativa e 250 ore di tirocinio. Poi però resta tutto fermo ancora, e nel 2022, adesso qua in aprile recentemente, fa una nuova delibera che sostituisce integralmente la precedente, dimentichiamocela quella, e qua stabilisce la formazione complementare, per cui non sarà operatore sociosanitario specializzato, ma operatore sociosanitario con formazione complementare, stabilisce appunto tutto il percorso formativo, le materie, e stabilisce anche nella stessa delibera però un corso di formazione per infermieri che saranno referenti per l'inserimento di questi operatori dentro le strutture, ma in questo caso solo le RSA e le case di riposo, non negli ospedali, ok? Ecco. C'è modo che non scappino via.
No, allora, sono indirizzati soprattutto solo nelle case di riposo e nelle RSA per la situazione delle case di riposo. E qui sta la critica nostra, per questo insomma ci tengo a precisare. Noi non è che siamo contrari al fatto, ci mancherebbe altro, no, è vero che siamo sindacato di pensionati, però insomma noi i nostri operatori, per noi i lavoratori della sanità, i nostri operatori sono una ricchezza, certo. E quindi che ci sia una formazione maggiore per noi è solo che positivo. Qual è il problema? Il problema è... Vediamo le criticità infatti subito, eccole qua. Il problema è che nasce questo percorso. E perché solo nelle case di riposo? Perché nelle case di riposo e nelle RSA abbiamo una carenza importante di infermieri. Nasce da lì il problema. C'è una carenza importante, certo, di infermieri, i quali adesso appena possono transitano nelle strutture sanitarie, negli ospedali, depauperando in parte le case di riposo. E la pandemia, come è passata nelle case di riposo, ha messo in luce le criticità, no, dell'assistenza, non tanto legata a un deficit, ma ha messo proprio in evidenza che ormai nelle nostre RSA soprattutto, che sono le strutture per non autosufficienti, c'è un livello di bisogni sanitari elevati. Certo, sì. Cioè la casa di riposo di una volta era la casa di riposo dove c'erano molti autosufficienti, infatti venivano chiamati ospiti, sono chiamati ospiti, no? Ecco. Certo, sì, in realtà adesso nelle RSA invece abbiamo tante persone non autosufficienti con dei bisogni sanitari importanti. Con più malattie e quindi con un bisogno assistenziale maggiore. Qua sta la nostra preoccupazione. Noi diciamo c'è bisogno di un riordino, certo, sì, ecco, sì. Anche delle strutture stesse, perché insomma proprio per quello che è successo con il Covid c'è bisogno di avere dei percorsi separati, perché queste malattie contagiose non sappiamo, no? Sì, assolutamente non e c'è bisogno anche di rivedere gli organici di queste strutture. Insomma, questo significa che devono esserci gli infermieri e che gli OS devono avere una preparazione maggiore. Ma la nostra preoccupazione qual è? Se voi guardate i titoli dei giornali che hanno accompagnato queste delibere, queste decisioni, c'è scritto infermierini, no? Nascono nella regione Veneto gli infermierini. Qua sta l'errore, cioè il modello assistenziale che abbiamo noi dappertutto, perché così è giusto che sia, prevede l'infermiere e prevede l'OS in rapporto a seconda della struttura nella quale sto operando. Certo che negli ospedali il rapporto gli infermieri sono maggiori rispetto agli OS. Ma, sì, forse un po' per far capire cosa si tratta, super OS o piccolo infermiere, più o meno, vabbè, è improprio, ma per la gente più o meno capisce che non è l'infermiere. E non è neanche l'OS, è una figura superiore, quindi non è da un'offesa. Ecco, è che stanno facendo un corso con 150 ore per insegnare a fare, per esempio, le terapie intramuscolo, per esempio, no? Tutta una serie di prestazioni all'OS, ok? In modo tale, non dico da sostituire l'infermiere, ma di ridurre il numero degli infermieri se non c'è nessuno, nelle RSA. Ma questa è la nostra preoccupazione. Va bene, noi capiamo che c'è anche, la spinta nasce dal fatto che sono in un momento di emergenza, ma non è questa la soluzione, nel senso che anche in questo caso ritorniamo come prima del 2001, che noi siamo in Regione Veneto e la gente può dire, ma insomma noi ci formiamo, facciamo questo nuova, perché è una nuova figura che nasce. E quindi ma in realtà noi chiediamo che ci sia un'altra volta. Quindi vediamo la proposta, siamo in chiusura, proprio rapidissimo, l'ultima slide. Eccola qua, così chiudiamo. Sì, noi chiediamo che ci sia naturalmente un cambio all'interno dell'RSA,
perché le abbiamo viste durante la pandemia, e infatti diciamo, e questo è chiaro. Lo si può ormai. E poi si deve andare verso un nuovo modello assistenziale che riveda i rapporti fra queste due figure, sia in termini numerici che in termini di prestazioni, anche a tutela dell'OSS con la formazione complementare, perché ricordiamoci che se qualsiasi qualsiasi operatore sanitario, se aumento l'autonomia, ne aumento anche la responsabilità. Certo, deve essere anche in grado di assumersi. E quindi deve essere in grado per se stesso, perché deve tutelare anche se stesso, ma anche per la persona in cui opera. Noi siamo d'accordo su questo, rivediamolo il modello assistenziale, rivediamo i rapporti, ma facciamolo come è stato fatto nel 2001, dati gli ottimi risultati, perché insomma che venga fatto un accordo Stato-Regioni, che venga recepito dai contratti. E che quindi venga tutto regolamentato. Ne parleremo ancora perché il tempo è volato. Grazie Ivana Fogo di essere stata qui con noi, grazie di averci illustrato questo passaggio molto importante, critico, però bisogna risolvere un problema che esiste per il momento nelle strutture, perché altrimenti le persone non vanno nelle strutture, perché per non essere assistiti purtroppo o sono assistiti in modo inadeguato, che non è quello che noi vogliamo. Esatto, questa è l'altra problematica. Grazie ancora, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme con voi con le interviste.